In questo momento immaginare un voto a luglio è troppo presto perché, c'è la raccolta delle firme per le liste, ci sono la composizione delle liste, quindi il passaggio che stiamo lavorando in questo momento è di poter votare a settembre. La cosa migliore è fare un election day, cioè votare insieme i referendum costituzionali, le amministrative, immagino Venezia e altri comuni del Veneto, e poi per la regione Veneto, visto che diamo le indicazioni. Questa la linea dell'esecutivo tracciata dal ministro per i rapporti con il Parlamento dopo che la questione è approdata in Commissione Affari Istituzionali con un asse 5 Stelle PD a colpi di emendamento. La via quindi è quella dell'Election Day. Facciamo in una giornata sola, magari con 2 giorni per la votazione per aprire maggiormente e poi cerchiamo una data per il ballottaggio. A guardare al voto a settembre anche il centro-sinistra regionale con Arturo Lorenzoni, candidato presidente, pronto all'eventuale campagna elettorale estiva. Comunque una data un po' inusuale perché fare la campagna dall'inizio di agosto al 13 di settembre penso sia una primizia a livello costituzionale italiano. Però sicuramente è una data più gestibile rispetto alla data impossibile su cui Luca Zaia si sta ancora battendo con accessi agli atti parlamentari che voleva votare in luglio. Elezioni a parte, restano diversi nodi, con il governo pronto a ripristinare i fondi ai comuni veneti ricadenti in area rossa e rimasti fuori dal decreto rilancio, e poi la madre di tutte le battaglie, quella per la semplificazione. Su questo proprio D'Incà, reduce dal Consiglio dei Ministri, ha annunciato un decreto ad hoc. E questo è il momento del coraggio, che da ieri sera abbiamo messo praticamente l'impegno comune in Consiglio dei Ministri, lavorando tutti quanti i ministri, con un orizzonte dei prossimi 15 giorni, preparare un decreto, convertirlo entro agosto, di agosto, e quindi dare veramente anche una visione internazionale diversa.